Anche quest'anno siamo arrivati alla 12ª regata, sebbene che all'inizio abbiamo avuto un po' di nebbia, si sia svolta in modo bellissimo, molta gente, tanti applausi, tutti contenti. Io credo che questa sia una soddisfazione per gli organizzatori, in modo tale per tutti quelli che si sono dati da fare in questa regata. Sono Tonini Gianni, faccio parte dell'organizzazione per il mezzo miglio a cronometro. Ci sono state un paio di difficoltà per recapitare gli uomini. Tutti hanno una certa età, ma però tutti vogliono partecipare, anche se qualche volta abbiamo mettersi con l'animo in pace e dire ho la mia età e devo stare a casa mia. E sono soddisfatto, stanno passando in questo momento l'imbarcazione dei ragazzini che saranno le nostre glorie dei prossimi anni. Io comunque ho fatto il Giambi a parte perché ormai una certa età, sono stato 32 anni giudice del Comune di Venezia ed è arrivato il tempo, già tempo addietro, a dire metto via il megafono e mi adeguo a queste regate qua, aiuto queste persone qua insomma. La giornata ha girato benissimo per questa 12ª edizione del premio Città di Venezia per vogatori su caorline delle società remiere di Punta San Giobbe, Sant'Alvise e delle zone qui vicino. Qui siamo sul Rio di Cannareggio e come AIL siamo stati ben lieti di partecipare anche quest'anno con la caorlina bianca della remiera Artigiani che sponsorizziamo da un po' di tempo. Come ha detto bene il Presidente Leprotti, siamo tutti primi, siamo tutti in bandiera rossa, perché ogni associazione che partecipa è assolutamente degna di essere al centro dell'attenzione, anche se poi i nostri decimati da malattie e malanni vari non sono proprio riusciti ad arrivare primi in ordine di tempo, però la gloria ce l'abbiamo lo stesso, quindi ringraziamo tutta l'organizzazione. Ancora una volta AIL cerca di essere protagonista nelle manifestazioni di voga alla Veneta. Dopo la regata storica anche questa miglio di lanciato di Cannareggio, anzi chilometro lanciato di Cannareggio. Allora comunque è andato tutto bene, moltissima gente, tutte le associazioni volontariate contente, sono state premiate con la solita bandiera rossa. Io spero che continui questa manifestazione nel tempo. Vedo che ogni anno si migliora e pertanto faccio un augurio, me lo faccio a me stesso per il 2018, che vada tutto bene. Ringrazio tutti, grazie.